Diverse posizioni di classifica, diversi obiettivi ma recente passato comune. Nelle ultime 3 sfide solo 3 punti per gli ospiti e 0 per i padroni di casa. Derby ligure per ripartire, Serie D, Girone E, Ligorna-Sanremese. Benvenuti. 17° angolo Ligorna, parte la sfera in appello, vola! Incredibile coordinazione del capitano giallo-blu che trova l'incornata vincente, padroni in vantaggio, è 1-0. 22° la Sanremese non ci sta, cross di Ligotti e Gaeta non può sbagliare, tutto in 5 minuti, sfida di zuccate in questo derby ligure che torna sul pari e si riapre, è 1-1. 20 minuti dopo ancora Sanremese, lancio per Gagliardi, sponda per il solito Gaeta che però non impatta bene. 44°, azione assolutamente confusa, Rebecca in area cade a terra, ma la palla arriva a Chiarabini che non può sbagliare, Super Mirko segna ancora, grande fiuto del gol per questa marcatura di vera e propria rapina. È 2-1. Inizia il secondo tempo, i padroni di casa sono nuovamente in attacco. Parte Barcella, ma solo vola. 70°, azione tutta di prima. Gaeta scarica su Palumbo che trova l'angolo vincente. Grande azione bianca-azzurra che riporta le squadre sul pari. È 2-2. Un minuto dopo Zunino viene espulso per questa entrata scomposta, Ligorna in 10 uomini. 80°, occasione clamorosa, Taddei per Gagliardi, filtrante per Palumbo che apre troppo il tiro. 90°, cross per Gaeta ma Pulidori vola e devia in calcio d'angolo. Un minuto dopo anche la Sanremese resta in 10 uomini, espulso Taddei per proteste. Pareggio tutto sommato corretto che rende sicuramente più contenti i padroni di casa.